un anno esatto dalla tempesta che ha colpito le montagne del Veneto, la tempesta Vaia, e si è fatto il punto in una conferenza stampa alla presenza del governatore Luca Zaia, del commissario straordinario di Veneto Agricoltura Alberto Negro e dell'amministratore delegato di Itlas, azienda che produce pavimenti in legno e che ha recuperato parte delle faggete cadute nella foresta del Cansiglio, Patrizio Dei Tos. Si è parlato anche dell'accordo che data 10 anni appunto tra Veneto Agricoltura ed Itlas. Andiamo a sentire che cosa ha detto ai nostri microfoni il presidente del Veneto Luca Zaia e poi gli altri ospiti. Dove c'è la ricorrenza di Vaia dal 29 di ottobre, quindi da subito, per parlare di quello che è stato Vaia. Sono 28.000 ettari rasi al suolo in Veneto su 100.000 interessati, e poi questa particolarità, questo focus Cansiglio, altopiano del Cansiglio, la foresta, il bosco d'Aremi della Repubblica Serenissima, solo la faggeta ovviamente interessata per circa 20.000 metri cubi di schianti. Abbiamo avuto 100.000 ettari interessati, 28.000 rasi al suolo, abbiamo aperto al 30 settembre 1.746 cantieri, investiti 377 milioni di euro, quindi abbiamo assolutamente speso tutti i soldi che avevamo a disposizione per l'annualità 2019, e liquidato 88 milioni di euro ai privati e aziende che hanno avuto danni, e poi avremo modo di presentare anche nel dettaglio tutta una serie di attività fatte dai diversi soggetti attuatori, penso a Veneto Agricoltura, penso a VEPA, e insomma un po' tutte le realtà che hanno lavorato per questa partita, i volontari, i comuni, insomma c'è molto da dire rispetto a quello che si è fatto e anche alle opere simbolo. Alberto Negro, commissario straordinario di Veneto Agricoltura. Allora, è un compleanno triste, però è anche un compleanno che sancisce un'operazione importante dove Veneto Agricoltura ha fatto davvero da capofila e ci ha messo, oltre che i mezzi, il cuore. Grazie per questa domanda che è sicuramente emozionante, e mi pregio oggi di essere il direttore, il commissario, ma insomma il lavoro nasce molti anni fa. È un anniversario perché sono 10 anni che esiste questo accordo tra Veneto Agricoltura, che gestisce la foresta demaniale del Cansiglio, e Itlas per il marchio Le Assi del Cansiglio. È un compleanno anche triste da questo punto di vista, perché è un anno che c'è stato Vaia, però bisogna sempre cercare di trovare il lato positivo delle cose, e quello che noi abbiamo cercato di fare, intanto di creare lavoro e di non mettere in difficoltà le imprese boschive del luogo, e quindi far partire immediatamente la raccolta del legno. Oggi siamo all'84% e dentro fine anno noi avremo raccolto tutto il legno schiantato da Vaia, che vale circa 3 anni di normale raccolta. Patrizio Dei Tos, amministratore delegato di Itlas Legnami. Allora, un evento importante questo, che va a sancire un compleanno altrettanto importante con una doppia valenza. Sì, c'è il Vaia, che purtroppo è un compleanno triste, ma che comunque deve dare delle opportunità. È il compleanno del 10° anniversario invece della presentazione delle Assi del Cansiglio, invece, che è stata una storia positiva, è stata una storia per noi importante, perché è diventato un brand per noi. Il ruolo di Veneto Agricoltura in questo accordo è esemplare, direi, un accordo pubblico-privato importante e da replicare anche. Ma diciamo che Veneto Agricoltura è stato un partner ideale, perché comunque si è messo subito a disposizione. Abbiamo portato avanti un progetto che era a quell'epoca era forse una cosa quasi un salto nel buio, diciamo, invece dopo è diventato veramente importante, è diventato anche un brand per noi ma anche per loro, perché diciamo che è l'unico in Italia, è l'unico esempio di contratto pluriannale, è l'unico esempio anche di recupero di un legno che era stato dimenticato, e anche di un territorio, perché noi pubblicizziamo anche il territorio.
Pubblicizzate il territorio e un aspetto particolare riservato alla sostenibilità. Beh, questo sempre, perché siamo collegati con PFC entrambi, che è la certificazione della foresta sostenibile, e quindi oggi parlare di legname, parlare comunque di prodotti naturali, si parla automaticamente di sostenibilità. Foresta sostenibile deve essere un'azienda sostenibile. Grazie al nostro ultimo ospite, Patrizio Deitos, amministratore delegato di ITLAS. Per questo servizio è tutto, la linea può tornare alla regia.